La conferenza stampa convocata dal gruppo consigliare del PDL era scontata. Il giorno dopo l'azzeramento del vecchio piano regolatore in Consiglio Comunale, i Berluscones non potevano che partire all'attacco di Cosolini. Ed effettivamente così è stato. Dal capogruppo Bertoli, che teme la caduta delle salvaguardie, a Rovis, che parla di legge di Murphy e di un atto politico che mette a rischio la città, sino a Camber, per cui la decisione di azzerare la variante è un salto nel buio che rischia di far partire nell'immediato 200.000 metri cubi di nuove edificazioni. Sino all'avvocato Giacomelli, che accusa Cosolini di scarsa trasparenza in campagna elettorale, dove ha di fatto preso in giro gli elettori. Mancava poi la quinta voce dell'orchestra, quella di Maurizio Bucci, già in parte separato in casa nel Parlamentino di Piazza Unità dopo la decisione di nominare Bertoli capogruppo. Ed è proprio lui, per un semplice misunderstanding, a non passargli la parola, la classica incomprensione che diventa la goccia. Il vaso però non trabocca subito, Bucci mette il broncio, non parla e infine se ne va di corsa dalla sala, al telefono poi è un fiume in piena. Ero venuto a denti stretti a questa conferenza perché la mia posizione è diversa, attacca, ma non far parlare il sottoscritto, che il precedente piano ha avuto l'onere di lanciarlo, è un affronto insopportabile. Bucci spiega il perché e si smarca dal resto dei colleghi di partito, dichiarandosi pronto a valutare le mosse del nuovo sindaco in piena autonomia. Ed ecco i distinguo, non credo alla cementificazione selvaggia paventata dai colleghi, perché il mercato dell'edilizia è stanco, se non addirittura fermo, e non vedo imprese pronte a dare vita a mostri di calcestruzzo. E poi non credo che la variante Illy Cervesi, che torna in vigore, fosse così terrificante, visto che è rimasta in vigore per 13 anni. E infine il precedente Consiglio Comunale ha fatto un'operazione sbagliata con secretazione e salvaguardie della precedente variante, bloccando la città. Non mi sembra che Cosolini, infine, sia intenzionato a fare lo stesso e attendo lunedì per capire l'esito dei suoi confronti con ambientalisti e cittadini. Il PDL ha avvertito, Bucci si muove in totale autonomia. Ma la campagna elettorale non era finita? Ma che? Il profumo delle prossime regionali è già nell'aria.